mezza che vuoi arrivare su Azevola. Ciao a tutti carissimi e buon sabato 25 gennaio. In questa prima escursione vera e propria del 2025, oggi sono qui a Giazza, paese di circa 800 metri qui nella Lessinia. Siamo in procinto di fare il sentiero 251 che ci porterà al rifugio Lause, aperto, e dopo ritorneremo per il sentiero delle Gosse. Intanto appunto lasciandoci Giazza alle nostre spalle ci apprestiamo a fare il primo tratto in salita e vediamo che scenario ci prospetterà davanti oggi. Intanto vedete Alessandro qui davanti che mi accompagna, che appunto ha proposto questa escursione. Ale, un saluto ai nostri amici qui che guardano il video. Ragazzi, buongiorno. È una giornata meteorologicamente un po' stramba, però siamo nella bellissima Giazza. Se Jacopo gira il telefono potete vedere questo gioiello incastonato tra le montagne e oggi si preannuncia una gran giornata. Sì, speriamo appunto che l'escursione meriterà come tutte. Vedremo. Anche se piove Jacopo. Sì, infatti, tanto siamo armati fino ai denti di K-Way, quindi la pioggia non la temiamo. Adesso si intravede anche un po' di neve. Qui stiamo camminando nel letto di un torrente momentaneamente in secca. Guardate come anticipato prima, ogni tanto qualche barlume di sole compare tra le voci di pioggia. Tanto si è messo a piovere in maniera più cospicua. Tanto qui vedete la nebbia si è un po' disciolta finalmente. Tanto qui vedete, vediamo le indicazioni. Vedete rifugio Lause, la nostra meta finale. Che bella contradina qui. Dove chi è appassionato di cammini può trovare accoglienza. Vediamo una spicciatina senza invadere, anche perché licenza. Tanto per lo più chi passa poi tu. Che bello questo bed and breakfast, giusto? Bellissimo veramente, rustico in stile montano. Beh, rustico però. Poi nella parte in fondo ci sono gli appartamenti con due sale. Dove si può anche dormire, quindi. Per dare l'idea abbiamo 30 posti letto. Mamma mia! Perciò uno può avere anche pensare. Effettivamente sì. Una bella camminata e poi tappa ristoro per la notte qui. Cominciano a fare queste robe. Sì. Quando l'hanno visto allora cominciano. Sì. Com'è che si chiama il posto? Mainca Laben, Contrada Puzze. Perfetto, metteremo
Staremo in considerazione, Role. Sì, metteremo il link. Tanto hanno anche loro i social. Sì, infatti. Certo. Sì, c'è il sito, c'è tutto. Dopo la bellissima tappa lì al bed and breakfast, o comunque anche appartamenti, ragazzi, ho sentito appunto, avete sentito che diceva che affittano appartamenti anche per giorni. Dopo questa bella tappa riprendiamo il cammino. Qua quasi commovente perché c'è anche qualche sprazzo di cielo azzurro. Eccoci, li vedete addirittura d'arrivo nel rifugio Lausen. Vedete l'indicazione. Guardate che spettacolo, le pendici occidentali del massiccio del gruppo del Carega. La nebbia sotto qui a coprire Giazza. Ah, ecco un po' di neve sotto qua, adesso l'ho vista. Bellissimo. Dai, ultimi passi, dopodiché andremo a rifucillarci in rifugio. Pausa pranzo meritatissima e dopo pronti per la chiusura dell'anello ritorno. E andiamo a mangiare con giusto un'occhiata di sole veloce. Ci sono gli appartamenti. Qui c'è il rifugio in sé, rifugio Lausen. È bello il rifugio qua intanto. Sì, stai qua un po'. Sei mangiato? Fa un biscotto. Basta. Grazie per stasera. Anche alle 20:18. No, arrivate i gnocchi. Guarda, buon appetito. Buon appetito ragazzi, buon appetito. 68 anni. Comunque, gnocchi buonissimi. Bella quantità anche, giusto per rimpinguare le riserve energetiche consumate. Ecco, salutiamo il rifugio Lausen. Ci apprestiamo a tornare, abbiamo acquisito un nuovo compagno di avventure, Lama d'Oriente. Guardate all'orizzonte qua che è bella schiarita verso est, speriamo che arrivi fino a qua. Chiamata vocale persa, dico chiamata che dopo non... Guardate che bellezza, quel pendio innevato lassù nel gruppo del Carega, un'occhiata di sole qui sotto le nubi. Sono Fong, eccola di gara. Fong, aspetta che la aggiunga, aspetta. Aggiungi con... Intanto comunque immancabile pioggia e non ce la stiamo scampando neanche adesso. Adesso ci apprestiamo a fare il sentiero delle Gosse per il ritorno sotto una bella acqua. Guardate i miei compagni di oggi. Guardate che razza di clima. Ci sarebbe un'ampia visuale, una bellissima veduta, ma invece Appunto Lama qui davanti ci ha detto appunto che siamo al Sengio Rosso o il... cosa possiamo vedere? tutto diroccato purtroppo. È un 0.6.
giochini Petting, dai, giochi. giochetti, giochi belli. Dai, oh, ma ragazzi, Tutto per rifare qua. Ecco, l'Ama d'Oriente ci dice che qui Devi stare attento a non scivolare. è finita la salita e adesso solo discesa, che comincia bene così con un po' di neve e ghiaccio. L'Ama, cos'è che è questo? Un ponte austriaco, dicevi? dovrebbe essere austriaco, sì. Ah, che bello sto Sì, posto. infatti è molto particolare, fatto in sasso così. Tutto bello, pieno, bello. Questo lì va bene, sì, ok. Vedete lì l'indicazione per rifugio Lause, da dove siamo arrivati. Vedo qualche leggera schiarita qua a est, mentre qui ha appena smesso di piovere. Comunque l'Ama d'Oriente qui, che devo ancora capire come si chiama come nome di battesimo. È, diciamo, un'autorità qui a queste parti, infatti ci ha raccontato tanti bei aneddoti di escursioni che ha fatto sia qui in zona ovviamente, ma anche su in montagne alte. E niente, è stato un bel avvenimento averlo conosciuto lì in rifugio, Alessandro appunto lo conosceva già. Mi fa sempre piacere, ragazzi, 71 anni, guardate, avrete notato che razza di energia ha. Oh. Ecco, questo è il famoso buso del gatto. Buso del gatto? Il bus del gatto. Vedete la galleria. Perché qua se no passava via. Io non devi scusarmi, mi sono dimenticato di averti... Come vedete le prime case di Giazza, ormai ci siamo quasi. Ormai vedete il KW come seconda pelle, però vai, siamo alla fine e l'abbiamo portata a casa, rubata alla pioggia di oggi e ne va a essere la pena. Vagabondi dei nostri. Ecco, vedete, adesso abbiamo chiuso l'anello, siamo arrivati dove eravamo stamattina e qui siamo alla fine dell'escursione. Cambiarmi, andiamo dentro. Andiamo via. Oh, Boh. alla prossima, sì, ok. Tanto se vediamo qua in zona sempre. Ciao, sempre un piacere di vedere te. Ciao Flavio. Ciao caro. Mi raccomando, Guarda, mi raccomando ragazzi. Oh, Certo. ecco Ale, arrivati a fine escursione. Oh, riepilogo dati, cosa dice? 14 km quasi. Dai. Sì. 13,8. Ecco qui, allora stavo dicendo che appunto Ale ha detto che abbiamo fatto Quasi 14. quasi 14 km, Quasi 14. nonché 19.800 passi. Più di 800 di dislivello. Infatti più o meno come da attese. E nonostante la pioggia ci abbia accompagnato tutto il giorno, l'escursione per me ha meritato molto. Beh, in questa, direi di sì, a me è piaciuto molto. in questa zona che non conoscevo assolutamente, però a partire da Giazza, paesino stupendo, e tutte le escursioni in sé è stata veramente una sorpresa. L'Ama, Flavio comunque nome di battesimo simpaticissimo, e ci ha accompagnato per tutto il ritorno, ecco, quindi vedremo se magari nelle prossime escursioni lo rincroceremo da qualche parte. Qui appunto da Giazza è tutto, io e Alessandro vi salutiamo e speriamo che l'escursione vi sia piaciuta e ci rimandiamo al prossimo appuntamento. Ciao ragazzi, ne vedremo delle belle. Ciao.